Massimo Zanichelli, sei tornato in Friuli a salutarci. Volevo solo fare un accenno a dove siamo, perché è importante. Questa è la sede fisica di un progetto per pensare che si chiama Friuli Future Forum. E tra l'altro quest'anno è un progetto dedicato al cibo, che si chiama Cibo 2020, ma non solo al cibo, ma a tutto quello che ruota attorno al cibo, al mondo del cibo, della produzione, quindi anche il vino. Naturalmente. Tu sei qui per il vino e per un vino in particolare, no? Che è lo Schioppettino di Prepotto. Parliamo cioè di un vino portabandiera di una sottozona cruciale dei colli orientali del Friuli. Insomma, Sei denominazione. legato d'affetto, diciamo, ormai. Sono legato perché conosco bene il territorio, molti dei suoi produttori e quindi non sono magari di casa, ma torno sempre molto volentieri. Una grande terra, grandi vini e una serie di piccoli vignaioli che credono nel loro lavoro e che portano avanti con rigore, con consapevolezza, con grande maturità. Sei d'accordo anche tu che se questi produttori, come certamente accadrà, insisteranno su questo progetto, possono far nascere veramente una sottozona dedicata a un vino di cui avremmo estremamente bisogno, a mio avviso, legato a un solo vino? Sì, scegliere un portabandiera, no? Un portavoce unico è sempre importante per riuscire a comunicare, lanciare, no? Una zona come appunto quella di Prepotto. Qui è nato lo Schioppettino, qui lo Schioppettino può essere veramente il rosso di riferimento, non soltanto per la regione ma a livello nazionale, senza poi dimenticarci che comunque questi produttori, come anche la degustazione di oggi ha testimoniato, producono tanti altri vini molto interessanti di carattere e comunque di territorio. Quindi buona fortuna allo Schioppettino. Assolutamente sì, lunga vita lo Schioppettino. Lunga vita allo Schioppettino.